Sono in compagnia di Salvo Bordonaro della Fondazione Cesare Pozzo di Milano. Allora, Salvo, noi ci troviamo in questo momento a Randazzo, a margine del bel convegno che avete organizzato qui come fondazione, e quindi si è parlato di infrastrutture in Sicilia, ma c'è stata anche una grande partecipazione di vari attori che a vero titolo hanno raccontato anche un po' le proprie esperienze riguardo anche ad altre attività, diciamo, analoghe in Italia. Intanto, come nasce questa attività? Perché è stato deciso di farlo qui in Sicilia? La Fondazione Cesare Pozzo è un'emanazione della Mutua Cesare Pozzo di Milano e noi siamo, come dire, per statuto in qualche modo, diciamo, legati a una serie di tematiche tra cui appunto la solidarietà, la mutualità e quindi in qualche modo, diciamo, tutto questo ci rimanda anche alla necessità poi di declinare queste questioni nella quotidianità. Adesso noi pensiamo che in una società attraversata dalle contraddizioni della società attuale, dalle crisi, dai problemi che stanno in qualche modo attanagliando le popolazioni, una delle azioni da compiere sarebbe per esempio gli interventi sul piano, come dire, di una infrastrutturazione che sia più vicina ai bisogni della gente, che vuol dire che praticamente non si può affrontare una situazione di crisi come quella attuale senza per esempio ripensare alle modalità di mobilità e di trasporto. E da questo punto di vista praticamente poi andiamo nei territori, ed è una cosa che stiamo facendo ormai da 2 anni, andiamo nei territori, soprattutto in quei territori che vivono di più, come dire, le condizioni di isolamento rispetto ad una rete nazionale di trasporti sempre più veloce, sempre più confortevole, ma anche sempre più costosa per certi versi. Andiamo in quei territori che hanno, come dire, una condizione di marginalità da cui, come dire, appunto potrebbero e dovrebbero e magari lo desiderano già di poter venire fuori, potersi in qualche modo emancipare. Portiamo questa riflessione sui temi della mobilità sostenibile e lasciamo praticamente appunto questi temi alla riflessione proprio dei protagonisti, dei soggetti che nei territori ci vivono. Certamente, quindi un'interconnessione tra i territori, anche con le associazioni che operano diciamo, nei territori e soprattutto un'interconnessione, permettimi questo termine, nel confronto di quelle che sono le varie necessità dei territori. Dal tuo accento si travela insomma, tranquillamente che sei anche tu siciliano e questo ci fa doppiamente piacere, non perché tu insomma, vivi in Lombardia ormai da tantissimo tempo, però insomma, è bello sapere che ci sono dei siciliani che si spendono sempre positivamente non solo per la Sicilia ma anche per l'Italia intera. E la Cesare Pozzo utilizza un termine che a noi è molto insomma, siamo molto vicini a questa cosa, che è quella di dare anche un po' agli altri. Quindi la Mutua Cesare Pozzo si occupa di quelle attività che sono legate anche un po' ad aiutare il prossimo. E quello che noi riteniamo fondamentale in questa fase qua è dire che una grossa mano d'aiuto proprio alle popolazioni, a quei territori che sono, ripeto, come dicevo prima, marginali rispetto alle grandi correnti, alle grandi conurbazioni, eccetera, eccetera. Dare una mano a quei territori vuol dire anche, come dire, invitarli a riflettere su quello che può essere un approccio diverso alla mobilità. Nei piccoli territori fondamentalmente si ripetono in modo tra l'altro molto spesso acritico un po' le dinamiche dei grandi territori, delle grandi conurbazioni e questo con, come dire, anche con un costo sociale che nei piccoli territori rischia di essere anche molto più grande di quello che è nelle grandi realtà urbane. E allora perché non stimolare nelle persone, negli uomini e nelle donne che vivono in questi territori, anche la necessità di riflettere se, per esempio, tutte le infrastrutture di trasporto che hanno sono adeguate alle loro esigenze, se non si può avere di meglio, se non si può avere di più. Ecco, a noi sembra che Randazzo sia proprio, come dire, l'esempio di una realtà che potrebbe pretendere di avere qualcosa di più in termini di trasporto
collettivo e quindi di una mobilità più sostenibile. Noi stessi abbiamo fatto fatica a raggiungere Randazzo, l'abbiamo fatto con i nostri mezzi privati praticamente, cioè quindi fondamentalmente forse è anche una contraddizione un poco, no? Fondamentalmente proponiamo una riflessione sui temi della mobilità futura, ma di fatto diciamo poi pratichiamo male perché ci muoviamo con le macchine, ma d'altra parte non avremmo potuto praticamente nei tempi che ci eravamo dati, nei tempi che ci erano in qualche modo diciamo imposti, di poterci muovere diversamente. Nei giorni festivi non ci sono i treni, nei giorni feriali quando in orario ci sono i treni, questi treni non sono mai rispondenti praticamente, come dire, in qualche modo alle necessità appunto della mobilità, o qualche volta non hai proprio il collegamento. Molti dei partecipanti al convegno sono arrivati da aree più settentrionali rispetto alla Sicilia e hanno fatto fatica praticamente a raggiungere Randazzo. Sarebbe stato, come dire, logico, no? Pensare di poter trovare una coincidenza, di poter trovare un treno praticamente già, che so, a Taormina, ma non esiste, no? Nel senso che questa modalità di trasporto è preclusa. Non oso immaginare che cosa non siano questi territori nel momento in cui le condizioni meteo dovessero diventare avverse, no? Cioè con le strade ghiacciate, con le strade innevate, cosa fa? Si ferma il territorio. Se si ferma il territorio, si ferma la gente, si ferma anche in qualche modo diciamo, la possibilità di poter dare seguito a tutte quelle azioni economiche che comunque diciamo, caratterizzano un territorio nella sua quotidianità. Quindi perché non cogliere l'occasione praticamente dei tanti fondi, delle tante risorse che arrivano, vuoi per il PNRR, vuoi per altri finanziamenti che comunque stanno, come dire, in qualche modo interessando proprio questa tematica dei trasporti per non implementare, per non migliorare, per non ripristinare delle condizioni di mobilità sostenibile che poi appunto possono essere in qualche modo diciamo decisivi proprio nella pratica della mobilità dei prossimi decenni. Certo. Allora, Salvo, io intanto colgo l'occasione per evidenziare che all'incontro oggi di Randazzo c'era sia il presidente della Mutua Cesare Pozzo, ma anche il presidente della Fondazione Cesare Pozzo. È emerso qualcosa di, diciamo, di bello che io conoscevo, ma secondo me che molti non conoscono, ovvero il ricchissimo archivio che voi avete nella sede di Milano. Com'è possibile, ecco, avvicinarsi a voi e soprattutto anche sostenervi? Perché come dire, può essere che qualcuno che segue il canale di Ferrovie Siciliane voglia anche avvicinarvi alla vostra realtà o comunque sostenervi. Intanto com'è possibile intanto contattarvi? Beh, innanzitutto il nostro sito internet è, come dire, denso di contatti che sia telefonici che via mail e via discorrendo. Noi siamo praticamente di fatto lì nella sede di Milano a gestire la più grande biblioteca dei trasporti della mutualità, ma non sono soltanto queste le tematiche, faccio fatica io stesso ad elencarle tutte. Chi vuole può consultare i nostri materiali, chi vuole può chiedere di avere degli estratti, chi vuole può chiedere praticamente di avere, come dire, tutto quello che noi custodiamo praticamente e tutto quello che stiamo, come dire, in qualche modo procurando di poter mettere a disposizione degli studiosi, degli studenti che devono preparare una tesi laurea, eccetera, eccetera, attraverso un'opera praticamente di intanto un recupero del materiale documentario, storico, si va dai libri, si va alle riviste, si va praticamente ai disegni tecnici, si va praticamente ai, come dire, patrimoni di fotografie, anche le stesse tesi di laurea che molto spesso, quindi noi diciamo che per mestiere ci occupiamo di quello, di recuperare e in qualche modo diciamo avviare verso la pratica moderna della digitalizzazione questi materiali nell'ottica proprio di renderli disponibili. Noi pensiamo che sia del materiale che, come dire, magari di cui non si avverta la preziosità nell'immediato, ma noi pensiamo che nel lungo periodo praticamente, come dire, qualcuno alla fine ci ringrazierà pure per questo lavoro. Contatti, abbiamo una persona che si occupa della gestione pratica del lavoro di
ricerca e di, come dire, preparazione dei materiali da consultare. Chi ha la voglia, il tempo, la possibilità venga addirittura in biblioteca, ovviamente dopo aver preso appuntamento, e potrà tranquillamente utilizzare anche la nostra biblioteca come spazio di studio, come spazio di, diciamo, di approfondimento, di ricerca sulle tematiche che interessano. Noi siamo una fondazione, noi riceviamo appunto quelle che sono praticamente le donazioni della quota del 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi, e come dire, il nostro mestiere è quello di individuare, e lo facciamo insieme a un comitato scientifico che ha praticamente come composizione alcuni eminenti studiosi dell'Università Statale di Milano e anche un grande appassionato di cultura archivistica sui temi dei trasporti, che è Alessandro Tuzza, che è praticamente colui che ha ideato il sito Treni di Carta, che raccoglie praticamente la più grande bibliografia ferroviaria praticamente dagli inizi, dagli albori praticamente della, come dire, della cronaca ferroviaria del 1800 fino ai giorni nostri. Con l'aiuto di queste persone, che io reputo persone veramente eccezionali, anche perché parliamo di una fondazione, quindi non siamo pagati, siamo, come dire, volontari, siamo volontari, siamo tutti volontari, compresi i membri del comitato scientifico. Diciamo che ci mettiamo tanta passione e siamo contenti di poter dire che insomma questa passione per adesso ci ha guidato verso risultati davvero interessanti, mostre, pubblicazioni e anche appunto questa presenza nei territori che ci ha già visti impegnati in Puglia, in Calabria, oggi in Sicilia. Io sono, poi tu l'hai detto, anche c'è un punto di soddisfazione da parte mia perché in Sicilia ci sono nato io 65 anni fa. E possiamo dire anche la provincia, giusto? Beh, sono nato a Catania e probabilmente in primavera saremo ancora praticamente in quel territorio che paradossalmente è, come dire, meritevole e si è meritato nel corso del tempo il riconoscimento da parte dell'UNESCO, ma come dire, che è il territorio senese, in cui però paradossalmente la politica, gli amministratori eccetera eccetera, come dire, nulla stanno facendo o poco stanno facendo in termini di strutture di trasporto, per cui ci si muove su un territorio strepitoso, bellissimo dal punto di vista sia paesaggistico sia per il contenuto che ha praticamente di patrimonio artistico, architettonico eccetera eccetera. Ci si muove ancora praticamente, come dire, con sistemi viari stradali piuttosto antiquati e con mezzi di trasporto che anche lì praticamente, come dire, molto spesso soffrono per le soppressioni nei periodi festivi. Parliamo della Toscana che è tra i primi tre, sì, tra le prime tre regioni che fanno presenze turistiche. Parliamo di Siena, dove tra l'altro praticamente, come dire, si assiste, come dire, appunto a questi grappoli di pullman che assediano la città, assediano i parcheggi, per cui non c'è mai posto a sufficienza, e allora piuttosto praticamente, come dire, si continua a investire nell'assurda ricerca di nuovi spazi da utilizzare come parcheggi, quindi sottraendo suolo anche solo al paesaggio, oltre che alle produzioni agricole piuttosto che eccetera eccetera, e senza mai invece fare delle scelte coraggiose, come per dire, cioè si arriva a Siena in treno e ci si muove sul territorio senese con il treno. Salvo, in chiusura mi piacerebbe che tu ci raccontassi, tra le tante ricerche, perché probabilmente tu nella biblioteca della Cesare Pozzo chissà quante volte avrai fatto ricerche personali o anche per delle pubblicazioni che tu spesso e volentieri fai, delle eccezionali pubblicazioni di ricerca. C'è qualcosa che ti ha colpito che ha a che fare con la nostra bella Sicilia? Beh sì, nel senso che per esempio in moltissime delle pubblicazioni
che abbiamo in archivio praticamente si racconta di una Sicilia ferroviaria agli inizi del Novecento piuttosto vivace, con, come dire, con uomini, perché poi la ferrovia non è fatta solo di rotaie e di treni, ma è fatta anche di uomini, con uomini che sono praticamente anche, come dire, talmente in qualche modo appassionati del proprio lavoro, come dire, da essere forse loro più che la loro locomotiva da traino praticamente allo sviluppo del territorio. Personalmente mi sto impegnando proprio in un lavoro di in qualche modo ricerca su quello che è stato appunto il ruolo delle ferrovie in Sicilia proprio agli albori, e si capisce che c'era proprio, come dire, un entusiasmo, una passione attorno a questi temi che nulla ha a che vedere in qualche modo con i silenzi molto spesso imbarazzanti di oggi. Certamente, il lavoro del ferroviere non era solo lavoro, ma era più una missione, un po' come quella degli insegnanti. Ma sembra quasi che sentissero sulle proprie spalle la responsabilità di uno sviluppo economico e sociale che loro erano sicuri che non sarebbe potuto arrivare per altra via se non attraverso le rotaie. Certamente, certamente. Salvo, io ti ringrazio anche la Cesare Pozzo, sia la Mutuo che anche la Fondazione, per questo straordinario appuntamento fatto a Randazzo, e spero che ci siano altre occasioni per collaborare insieme. Me lo auguro, è stata una bella esperienza la collaborazione con l'Associazione Ferrovie Siciliane, e grazie a te, a Giovanni Russo, e grazie a Roberto Di Maria. Grazie ancora.